In Veneto la crisi ha bruciato 90.000 posti di lavoro, mentre più di 160.000 persone sono disoccupate. Una situazione grave contro la quale la CISL ha organizzato presidi e manifestazioni in tutta la regione. Iniziative sono state promosse in 5 città capoluogo. A Venezia corteo e volantinaggio da Piazzale Roma a Campo San Maurizio, dove una delegazione ha incontrato il prefetto. Ci vogliono politiche di ordine fiscale che riguardano il fisco, ci vogliono politiche di carattere industriale. Qual è la politica industriale di questo governo? Cosa vuole fare della chimica, dell'auto? Cosa fare dei tanti settori del tessile, del calzaturiero, ma dello stesso turismo? A Vicenza è rimasta aperta la sede di Via Carducci, mentre sono stati allestiti gazebi anche a Verona, Rovigo e Padova. L'attuale pressione fiscale è diventata insostenibile per le famiglie, per i pensionati ed anche per le imprese. La manovra che sta proponendo il governo da una parte aiuta le imprese, ma dall'altra parte prende questi soldi ancora una volta dalle tasche dei lavoratori. La pressione fiscale soffoca lavoratori, pensionati, famiglie e imprese. I consumi sono fermi e con loro la ripresa della produzione interna. La prima vera manovra da fare è quella di abbassare le tasse, ma veramente abbassare le tasse, quello che si chiama lo shock fiscale di cui parliamo da molto tempo. Soltanto abbassando veramente le tasse e non aumentandole come sta avvenendo, noi possiamo rilanciare i consumi e quindi anche la produzione interna, che è veramente il punto dolente del nostro Paese. Bisogna dunque quanto prima far ripartire i consumi e dare ossigeno alle imprese. L'altra questione sono quelle norme che aiutano e che favoriscono la ripresa occupazionale e per favorire anche gli investimenti nel nostro Paese. Il governo non ha ancora fatto nessun passo nei confronti di una riduzione del peso e del costo dell'energia. Per le imprese questo è una delle parole chiave. Fondamentale ancora combattere la precarietà e tutelare i diritti esistenti. La prima questione è quella di non ridurre le tutele esistenti, perché non è riducendo le tutele che ci sono che si crea lavoro. Una riforma ancora del lavoro può aiutare l'occupabilità, ma non crea occupazione, non crea nuovi posti di lavoro.